quando è che sei rientrato a scuola per la prima volta e cosa avete fatto in questi primi giorni di scuola? Allora, sono entrato giovedì a scuola per la prima volta, ci hanno spiegato le regole, le norme, non sono tanto difficili da imparare, ma con il tempo riusciamo a portarle avanti. Alice, ciao. Com'è stato ritornare in classe? Bello, ho visto i miei amici, le mie maestre, sono stata felice. Che classe fai? Terza. A me piace molto andare a vedere Mattarella. Ecco, ma cosa avete provato il primo giorno di scuola? A ritrovarvi tutti quanti insieme? Com'è stato? Tutti a quanti e di quello per fare tutti. Che giornata è questa per voi? Siamo felici di vedere il presidente che viene a scuola nostra, anche perché è un orgoglio per la nostra scuola ospitare il presidente. Cioè, siamo felici di avere il presidente a scuola, cioè non è una roba di tutti i giorni. Che periodo avete vissuto qui a Vo? Un periodo un po' difficile perché comunque con tutta la quarantena e stare chiusi in casa è molto difficile, non è facile riuscirci. Poi noi che siamo anche, cioè che avevamo 10 anni, ancora abbastanza bambini, non tanto grandi, era un po' difficile per imparare a stare dentro casa e non andare fuori. Avete avuto paura? Beh, io non capivo tanto quello che stava succedendo all'inizio, per cui non tanta, ma dopo perché prima era più piccolo il coronavirus e dopo si è disparso per tutta Italia e allora lì ho un po' più avuto paura. Cosa vi siete detti il primo giorno di scuola quando vi siete incontrati la scorsa settimana? Beh, eravamo molto felici e c'erano alcuni che volevano già subito abbracciarsi, però le norme Covid non lo prevedevano. Eravamo molto felici però. Siete tornati con la giusta carica a scuola? Sì, sì. Il primo giorno volevamo tutti un po' abbracciarci, però Non è possibile, diciamo, ma già vedersi, che effetto fa trovarsi in classe e guardarsi attraverso queste mascherine? Fa abbastanza strano perché non ci eravamo già abituati, perché un conto è vedere persone per strada che non conosci così, ma vedere i tuoi amici che non puoi né salutare né dare un 5 o niente di tutto questo è abbastanza strano. Quanto siete felici oggi? Cosa vi siete detti quando vi siete visti per la prima volta? Evviva! Eravamo felici. È stata una liberazione. Sì.